nostro progetto nasce lo scorso anno partendo da due amiche che hanno coinvolto una cinquantina di persone e poi successivamente anche l'amministrazione nel portare avanti quelle che sono le tradizioni delle mani fantasiose della nostra comunità. Il nostro obiettivo principale è quello di cercare di rivalutare l'uncinetto e i lavori artigianali del nostro piccolo paesino, portare anche i bambini a conoscenza di quelli che erano le tradizioni delle nostre nonne, e proprio da questa è nata l'idea di realizzare un albero. Lo scorso anno abbiamo realizzato un albero di Natale di 6,5 metri posizionato in piazza Cisterna. Quest'anno abbiamo completato la piazza Santa Barbara con un altro alberello di un 3,5 metri e le due piazze del paese, le altre due piazze del paese, piazza Rocca e piazza Traccia dell'Acqua, con degli alberi veri addobbati con le mattonelle all'uncinetto realizzate sempre dalle signore. Inoltre quest'anno, tenendo conto delle nostre tradizioni religiose, è stato l'obiettivo principale quello di realizzare la natività, perché si riprende la tradizione religiosa e la tradizione delle nostre nonne con la realizzazione del presepe. Alle nostre spalle vedete le mattonelle colorate che hanno fantasticamente addobbato l'altra aiuola con la natività e i pastorelli, anche i re magi. Quello che noi vogliamo portare in auge è il lavoro delle nostre donne, delle nostre casalinche e anche delle signore che lavorano, che trovano il tempo e la passione di poter realizzare con pochissima corrente, che è un filo, e l'uncinetto, di poter realizzare quelle che sono le fantastiche mattonelle che hanno completato e addobbato la nostra comunità. Allora, io posso dire che faccio l'uncinetto fin da quando ero piccola, cioè l'ho imparato a scuola elementare, come lavoretti settimanale, facevamo l'uncinetto in classe. E così un giorno, guardando sul sito, ho visto, cercando i soliti lavoretti da fare, ho visto queste mattonelle e da lì mi sono ricordata che ognuno di noi abbiamo una coperta fatta dai nostri nonni a casa, e l'ho proposta all'assessore di poter fare un lavoro di comunità, in modo tale che realizzavamo qualcosa per il paese, ed è partito, da ciò è partito tutto. Mi sono rapportata con un'altra signora che è qua nel gruppo, lo puoi dire, e poi l'abbiamo proposto all'assessore, e che ci ha dato una mano ovviamente fondamentale, e poi è partito il nostro lavoro. Ed è stato molto bello, perché con questo filo ci siamo riuniti tutta la gamma. Con questo progetto è stata una cosa bella, che ci siamo riuniti tutti a lavorare insieme, a collaborare e anche a divertirci. E a metterci insieme. A divertirci. Metterci insieme. A Allora, volte guardiamo una mattonella e magari non ci dice nulla, invece la mattonella è frutto di tante cose. La lana che possibilmente ci è stata donata, poi è stata distribuita alle signore che magari non escono da casa, e quindi hanno messo a disposizione il loro tempo e ci hanno fatto arrivare un sacco di mattonelle. Poi mettere assieme, poi abbiamo fatto il presepe, quindi le sagome. Guardando la sagoma non l'ha fatta Maria Grazia, ma è il frutto di un lavoro di tante persone, e quindi è bello vedere che tutto il nostro lavoro è frutto di una comunità proprio, perché infatti abbiamo chiamato la nostra pseudo associazione Un filo che unisce Raganna, proprio per identificarci in questo senso. Io sono Mariannina e sono orgogliosa veramente di far parte a questo gruppo meraviglioso di donne, e abbiamo coinvolto anche i nostri anziani, perché noi abbiamo anche un gruppo, centro diurno per gli anziani, e quindi abbiamo coinvolto anche le signore e le abbiamo anche sradicate dalla loro solitudine.
in modo che loro, facendo quell'uncinetto, facendo quella mattonella che poi si è proposto, il presepe, l'albero, qualunque cosa che facciamo, loro si sono veramente tolti un pochino dalla loro solitudine. E il progetto è bellissimo, l'anno prossimo speriamo di incrementare anche altre situazioni, altre piazze, altre figure. E quindi, come dicevano le mie colleghe di Uncinetto, sì, il filo che unisce Ragalna, perché questo filo che unisce Ragalna? Insomma, perché da tutto Ragalna sono spuntate mattonelle al centro diurno, da tutte le case. Da premettere il paese Quindi, si estende per 7 km, quindi da tutta Ragalna intendiamo dalla zona alta, Rocca, fino a scendere alla Ragalna è un piazza serpente, dell'Alto. penso che lo conosciamo tutti, Ragalna è un serpente, però uscivano mattonelle da dappertutto. Quindi abbiamo realizzato quell'albero che mattonelle ce ne vogliono in mare e adesso siamo ai limiti, quindi ci dobbiamo riproporre per l'anno prossimo a fare mattonello più non posso. Già abbiamo anche l'idea del prossimo. Non la sveliamo. No, non si svela. Già ce l'ho. Anche perché No, non si svela. non si svela il progetto, anche perché questo progetto, hanno ragione le signore a dire che hanno unito tutta la comunità, ma quello che è doveroso ringraziare quanti hanno collaborato a vario titolo, perché ci troviamo qua una rappresentanza di signore, ma ci sono stati anche gli uomini che ci hanno aiutato, perché le basi per creare la struttura dell'albero sono state diciamo offerte con un lavoro in maniera volontaria da parte di alcuni artigiani del posto che hanno contribuito a realizzare le sagome dell'albero, dei pastori e diciamo di tutto quello che è stato necessario per portare a termine anche l'anima dell'albero. Anche l'anima dell'albero, certo, tutte le strutture. In realtà è doveroso ringraziare, dico, a tutti quanti hanno collaborato a vario titolo a questa iniziativa e alle signore che oggi non sono più presenti, ma sono tantissime, perché come dicevano le nostre amiche, tutto il paese si è unito in un progetto unico, creare il Natale particolare a Ragalna. Ecco, adesso tocca a me. Io ringrazio queste belle donne che mi danno l'opportunità di parlare, perché insomma capisci che sono in assoluta minoranza qua, che dire, progetto molto bello. Si evince chiaramente che Ragalna non ha problemi di pari dignità con le donne, anzi ci teniamo molto. Ora abbiamo messo la panchina rossa, ma grazie a Dio Ragalna non è toccata da questi problemi e ci teniamo moltissimo che questo non avvenga. La cosa che ho sentito da tutti, a parte i ringraziamenti che ci ha pensato la mia assessora a farli per urbi et orbi, come si suol dire, però voglio dire, la cosa che mi piace è questo filo che unisce Ragalna, perché Ragalna, sa, ultimamente ci sono dei passaggi molto interessanti, devo dire, il fatto che si siano riunite le due parrocchie con una sola guida, già si comincia a vedere un'integrazione a cui io aspiro da pochissimo, neanche da 60 anni, quindi puoi immaginare quando posso pensare che mi piace questo tipo di integrazione. E la cosa bella è che le donne da noi non hanno mai avuto detto cosa devono fare, sono autonome, lo fanno, anzi danno dei segnali importanti a tutto il resto, e questo ci va bene. La cosa che mi piacerebbe pensare è che questo filo che unisce Ragalna, e che lo continuerà a fare, mi auguro, sempre di più in futuro, sia anche un filo che protegga l'identità del nostro paese, perché sa, succede una cosa, quando poi le cose diventano belle escono fuori gli appetiti, si vedono delle facce che magari si vedono una volta ogni 5 anni, pronti a prendere paternità e altre cose. Che siamo, diciamo, che si stia con i piedi per terra e si difende Ragalna, l'unione di Ragalna, ma soprattutto la sua identità, perché sa, lei magari non lo sa, ma 40 anni fa per arrivare ad avere un'identità nostra abbiamo combattuto molto. Metterla in gioco, sinceramente, è l'ultima cosa a cui un sindaco possa aspirare. Ringrazio io loro tutte, grazie di vero cuore per tutto quello che fate, perché non è solo questo l'episodio dell'albero, questo è un paese, come tutti i paesi piccoli, vive di volontariato e di buona azione delle persone. Qua è un paese buono,
il nostro paese è fatto all'antica, un sistema matriarcale, non tanto patriarcale, quindi le donne si immaginano, siamo noi a correre, come vede non mi hanno dato neanche un berretto perché proprio devono farmi soffrire, ma sto bene così. Ci abbiamo pensato. No, adesso non vale più. Grazie. Ormai. Grazie.